Davvero si può essere così irresponsabili? La domanda nasce dopo la scoperta di un individuo in un comune dell'Agrigentino che non sarebbe dovuto uscire da casa perché in quarantena, trovato invece per strada a spasso tranquillamente. Un caso non isolato, purtroppo, che dovrebbe meritare non certo una semplice denuncia, perché siamo di fronte a un attentato alla salute pubblica. Individui che non tengono conto delle ordinanze, come nel nostro caso, devono essere messi nelle condizioni di non nuocere al prossimo. Il tizio in questione doveva restare in isolamento fino all'esito del tampone dell'ASP. Invece, e non ci vengano a dire adesso che abbiamo di fronte un malato di mente, l'uomo, invischiandosene di tutto e di tutti, ha deciso di fare una passeggiata nel corso del paese. Grazie intanto ai carabinieri che lo hanno scovato.